Sta per partire la sesta corsa, confronto per cavalli di 4 anni ritirato da Gru di Meletro. Restano in 10. 1 Dallas dei Greppi, 2 Dylan Grad, 3 Dubai Grad, 4 Denzel Sonic, 5 Dessi dei Greppi, 6 Dio che bel, seconda linea 7 Durango, 9 Dinamo Cambar, 10 Dagrani Dipa, 11 Duca de Gleris. Favori per la scuderia Dallas dei Greppi e Dessi dei Greppi, 1,5 dello schieramento. Alternativa principale Dinamo Cambar. Partenza, mantiene il comando Dallas dei Greppi contro Denzel Sonic che rimane per il momento all'esterno. Partito anche l'altro dei Greppi che va terzo alla corda, quarto anzi, perché poi lascia sfilare in terza posizione proprio l'allievo di Gianni Targhetta, Denzel Sonic, mentre in seconda c'è Dylan Grad. Tanto primi 214,9 e quarto iniziale che se ne va in 30,5. Al comando c'è Dallas dei Greppi, in seconda posizione Dylan Grad. In terza rimane Denzel Sonic, mentre al largo ha spostato Dessi dei Greppi. 46,5 il passaggio ai 600. Cavalli davanti alle tribune. Con numero 11 Duca de Gleris, dalla terza ruota di Dinamo Cambar, contenuto però da Dessi dei Greppi, che va ora ad affiancare Dallas dei Greppi, compagno di scuderia. Lungo la corda rimane sempre Dylan Grad, più indietro Denzel Sonic. Intanto se ne va il chilometro nell'ordine dell'1:17,3. Insiste in terza ruota Dinamo Cambar e sospinge Dessi dei Greppi su Dallas dei Greppi. Passa Dessi dei Greppi a 400 dalla conclusione, con all'esterno Dinamo Cambar che insiste nella sua offensiva. Cede invece nettamente Dallas dei Greppi. Metà dell'ultima curva superato, con alle prese sempre Dessi dei Greppi e Dinamo Cambar che insiste, mentre a centropista c'è il tentativo anche di Dubai Grad, finale con Dubai Grad che va su Dessi dei Greppi e la pariglia, da rivedere comunque sul palo. I due davvero vicinissimi. Andiamo a rivedere. Dessi dei Greppi è ancora al comando in questo momento. Dinamo Cambar in lieve calo. Ci prova Dylan Grad all'interno, ci prova Dubai Grad all'esterno. Vediamo le battute finali sul traguardo e probabilmente sì, si salva ancora Dessi dei Greppi. Dessi dei Greppi dunque Nicola Del Rosso che firmano questa sesta corsa. Numero 5 di Dessi dei Greppi che controlla il finale di Dubai Grad. Una vittoria per l'allievo di Nicola Del Rosso, per il training di Roberto Biagini e del signor Nicola Del Rosso.